o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Qui Parlamento. E siamo di nuovo in onda con la nostra rubrica che è curata con il gruppo della Lega alla Camera, con noi il deputato della Lega Domenico Furgiuele, che saluto e che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli amici di Radio Libertà. Allora, la Lega ha presentato, e tu per primo, una proposta di legge che ha a che fare con l'attentato di Nassiriya. Ricorrevano i 20 anni esatti in questi giorni, no? Ce ne vuoi parlare? Che cosa propone? Che cosa si propone questa proposta di legge? Che cosa intende introdurre? Intanto, come Lega siamo stati i primi a muoverci in questa direzione, in una direzione che potesse mettere nero su bianco una proposta concreta nel ventennale di questa che è stata una delle tragedie più grandi che hanno colpito le nostre forze armate dal secondo conflitto mondiale in poi. Fondamentalmente vi è la volontà di dare seguito a tutte quelle proposte che negli anni sono state respinte e che andavano nella direzione di assegnare la medaglia d'oro al valore alle vittime di Nassiriya, ma in più inserisce anche la volontà di mettere nel titolo della legge del novembre 2009 il riferimento proprio all'anniversario della strage di Nassiriya, perché noi ricordiamo le vittime civili e militari morte nelle missioni di pace internazionali, ma non ricordiamo il perché la ricorrenza è proprio il 12 novembre. La medaglia al valore militare credo sia, dopo 20 anni, il minimo che si possa assegnare a queste persone, a questi italiani che sono andati lì per una missione di pace che aveva l'obiettivo appunto di dare un contributo fattivo alla pacificazione dell'Iraq. Per tutto quello che tra l'altro mi ha stupito come cittadino italiano che questo non fosse ancora accaduto dopo 20 anni. Lo davo per scontato, a dire il vero. Sbagliavo. Diciamo che io l'ho potuto ribadire in aula, è stata tanta l'ipocrisia che negli ultimi anni tra i diversi livelli istituzionali ha bloccato l'iter di proposte di legge che certamente non attendevano Domenico Furgiuele, ma che io farò di tutto insieme, supportato dal gruppo della Lega, dal nostro capogruppo e da soprattutto i componenti della Commissione Difesa. Devo ringraziare l'onorevole Eugenio Zoffili che immediatamente ha sottoscritto la PDL, ma anche il presidente della Commissione che è della Lega, Minardo. Sono sicuro e lotterò affinché questa proposta di legge o comunque che questo documento vada ad integrare la possibilità che ci sia un percorso che assegni queste medaglie. Io credo che sia questo il governo, io credo che sia questa la legislatura che deve lasciare il segno anche su questo tema. Anche perché l'intento, lo hai ricordato in aula, mi sembra, no? È quello di fare sì che la memoria rimanga viva, che queste persone non siano morte inutilmente. Ma anche la memoria e poi il segnale a tutti quei ragazzi, e dobbiamo ricordarlo, che oggi sono in giro per il mondo in altrettante missioni che sono lì nel nostro nome, nel nome del nostro popolo, nel nome della nostra nazione, nel nome di valori occidentali europei che sono quelli di pace, sono quelli di libertà, sono quelli di un modus operandi che ha contraddistinto tanti di quegli uomini, di quelle donne che sono stati apprezzati sempre in scenari di guerra difficilissimi, soprattutto in Medio Oriente. Noi abbiamo avuto tante esperienze, anche quella di Nassiriya è un'esperienza medio orientale, ma se le donne e gli uomini italiani per la loro umanità sono stati apprezzati in tanti scenari molto critici, vuol dire che c'è un perché, e quel perché non va, l'ho detto in aula, soltanto celebrato, ma va onorato. Ecco, a proposito, Domenico, di militari italiani all'estero, questione che tu hai posto meritoriamente con questa iniziativa di legge, di proposta di legge,
Vorrei ricordare anche che ce ne sono sicuramente di mezzo dimenticati anche loro in Kosovo, no? Sono più di 600, mi sembra 638 militari, giù di lì, insomma, militari italiani su 3.800 e passa del contingente della Kosovo KFOR della NATO, no? E in Kosovo gli italiani hanno un ruolo importantissimo, hanno guidato la missione e sono determinanti anche per salvare il patrimonio che altrimenti andrebbe perso, millenario dei monasteri ortodossi, tra le altre cose, che sarebbero stati già fatti fuori dagli albanesi e dagli islamici se non ci fosse appunto la KFOR. E tra questo il ruolo determinante degli italiani, che è stato più volte riconosciuto da loro, da chi vive lì, ma non tanto da noi, mi sembra. Sì, bisognerebbe portare, per tramite anche di queste iniziative, la conoscenza di quello che è il patrimonio di questi uomini e donne che sono in giro per l'Italia. Tu hai fatto bene a ricordare i beni artistici, storici, architettonici che sono stati salvaguardati, parte sono andati distrutti, noi lo sappiamo, durante le parti cruciali dei combattimenti e degli scontri. Ricordiamo che, per esempio, altrettanti uomini non sempre ricordati esistono in questo momento così caldo anche ai confini con il Libano, dove se probabilmente non c'è ancora oggi un'escalation con Hezbollah, forse è merito dell'interlocuzione proprio di quella umanità di cui ti parlavo prima, che è caratteristica della popolazione e delle forze armate italiane, che siano esercito, che siano carabinieri. E questo è indubitabile. Dall'altra parte, invece, per chiudere la nostra conversazione, ricordando questa proposta di legge di cui tu sei il primo firmatario, lo ripeto, per raggiungere due obiettivi: medaglia d'oro al valor militare ai caduti della strage di Nassiriya, e inserire nella ricorrenza della giornata del ricordo dei caduti anche la dizione, la dicitura nell'anniversario della strage di Nassiriya, per averne memoria. Ecco, detto questo, ti sollecito un'ultima questione, Domenico, vale a dire, abbiamo parlato di zone nelle quali indubbiamente i contingenti militari hanno una loro rilevanza e un loro peso. Poi ci sono le valutazioni invece dell'esito finale di determinate missioni, come quella stessa in Iraq o peggio ancora in Afghanistan. Ecco, che valutazione dai tu di quelle missioni? In Iraq che risultati sono stati raggiunti nel complesso, non solo con riferimento alla presenza italiana? L'Afghanistan credo che sia un caso a parte, perché abbiamo visto sono tornati i talebani e questo la dice già tutta, no? Quindi, sì, ma bisogna essere obiettivi e riconoscere anche se ci sono stati degli errori. Noi siamo andati in Iraq, questo lo dobbiamo dire, perché era scoppiata una guerra che insomma ha cercato di rovesciare e ha rovesciato un regime che giustamente era dittatoriale, alla ricerca però siamo andati di armi di distruzione di massa che però non abbiamo mai trovato. In Afghanistan siamo stati presenti, chi prima di noi, in situazioni di combattimento, in situazioni di presenza che poi però non ha lasciato i risultati che erano sperati, per i quali tanti sacrifici sono stati fatti anche in termini di vita umane, che non riguardavano solo l'Italia ma riguardano anche tutti gli altri contingenti. Bisogna fare una riflessione, perché evidentemente non è così facile andare sul territorio medio orientale e andare a cercare di toccare quello che è il nostro punto di vista, se non si ha la possibilità di confrontarsi con il territorio e cercare più verità rispetto a quello che magari ci viene raccontato. Ci sono stati degli errori, l'Afghanistan è l'esempio. Vedere tutte quelle persone che cadevano dalle ali degli aerei perché volevano partire, perché volevano scapparsene, ci deve far riflettere, e credo abbia fatto riflettere anche gli Stati Uniti. Il presidente Biden mi pare sia stato uno tra i primi a riconoscere qualche errore. Bene, io ringrazio il deputato della Lega Domenico Furgiuele che è stato con noi. Grazie Domenico e buona giornata, buon lavoro. A presto. Qui Parlamento.
E la linea torna a Giulio Cainarca. Eccoci qua, allora torniamo agli articoli che abbiamo estrapolato dai quotidiani, dalle testate non quotidiane, dall'online, da tutto quello che ci abbiamo intorno, insomma, e abbiamo lasciato il Corriere della Sera con la questione di Lampedusa, boom di sbarchi, oltre 1200 arrivi in poco più di 24 ore, mentre sul tema della sicurezza il governo oggi valuta una serie di novità, un aggiornamento del pacchetto sicurezza. In Gran Bretagna, dicevamo, invece il piano Ruanda è stato dichiarato illegale. La Corte Suprema britannica ha bocciato il progetto del governo del Premier Sunak di deportare in Ruanda gli immigrati irregolari. Ci sarebbe stato il rischio che profughi legittimi finissero per essere rispediti nei paesi dai quali erano scappati. La sentenza è un duro colpo per il Premier, scrive il Corriere della Sera, era stato lo stesso governo a rivolgersi alla Corte Suprema, che però ha riconosciuto il mancato rispetto dei diritti umani in Ruanda. Ora Sunak correrà ai ripari, è stato annunciato un nuovo trattato e l'introduzione di una legislazione di emergenza per designare il Ruanda paese sicuro. Ma per resuscitare il piano serve un mezzo miracolo, scrive il Corriere della Sera nella pagina degli esteri. Per quanto concerne invece, eravamo arrivati lì, la questione degli imam, sulla Stampa c'è con rilievo in prima pagina la notizia della richiesta dei musulmani italiani. Il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Yassin Lafram, ha scritto una lettera aperta, peraltro, all'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, per denunciare quella che definisce la deriva islamofoba di alcune trasmissioni dell'azienda di Mediaset, in particolare su Rete 4. La preoccupazione è rivolta a quei programmi che, scrive l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia col suo presidente, la FRAM, sfruttando la guerra in Medio Oriente, sono orientati a dare dell'Islam e dei musulmani una percezione distorta e negativa, contribuendo così a creare un clima di discriminazione che pesa su 1,5 milioni di persone che vivono e lavorano in Italia. Lucoi chiede a Pier Silvio Berlusconi di fare un altro passo avanti per evitare che islamofobia e antisemitismo dilaghino sempre di più, e sottolinea che Pier Silvio Berlusconi ha raccolto il testimone del padre e ha subito dato una linea editoriale chiara e inequivocabile, cioè è più progressista del papà, il figlio Pier Silvio, secondo Lucoi. In pratica bisogna ricordare l'ex premier morto il 12 giugno del 23, abbiamo già avuto modo di riconoscere al suo compianto padre, scrive il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche, il merito di essersi sempre impegnato in un lungo lavoro diplomatico per evitare scontri tra civiltà e religioni. Ragion per cui lo stesso presidente dell'UCOI ha partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi. Mediaset non ha risposto con un comunicato ufficiale, ma fonti interne all'azienda contestano l'accusa di islamofobia. I nostri programmi giornalistici rispettano ogni punto di vista, dicono fonti interne a Mediaset, i più diversi, in particolare su temi delicati come la questione medio orientale. Ci impegneremo ancor più, se possibile, a garantire ai telespettatori e ai rappresentanti di tutte le comunità, compresa ovviamente quella islamica, il massimo del pluralismo e la migliore informazione possibile. La lettera di Lafram non cita le trasmissioni della rete nello specifico, ma è facile immaginare che sia stata ispirata dai talk show di Paolo Del Debbio e Mario Giordano. Mentre, cambiando argomento, vi segnalo sulla Nuova Bussola Quotidiana una intervista a Franco Prodi, che è il fratello fisico dell'atmosfera di Romano Prodi. Laudate Deum, un suicidio. La Chiesa rischia un nuovo caso Galileo. L'esortazione papale, Laudate Deum, è appiattita sulle truffe dell'IPCC, cioè dell'organismo delle Nazioni Unite che si occupa del clima, dice il fratello di Romano Prodi. È famoso per essere il fratello, però c'è tutta ovviamente una sua autonomia, anche per materia, perché non c'entra nulla con la politica e con l'economia. Fa il fisico dell'atmosfera, Franco Prodi. È un'impostura,
dice Prodi, attribuire per il 97% all'uomo le cause del riscaldamento. Tanti scienziati si adeguano per non perdere finanziamenti, mentre il CNR, il Centro Nazionale Ricerche, mi ha sbattuto fuori. Il catastrofismo climatico è funzionale alla finanza globale per imporre la green economy. Franco Prodi, fisico dell'atmosfera, un curriculum da accademico di tutto rispetto, carriera da autorità scientifica, fratello dell'ex premier Romano Prodi, ha diretto l'Istituto di Scienza dell'Atmosfera del CNR, del Centro Nazionale di Ricerche, ha pubblicato diversi studi nel campo della meteorologia e della climatologia. Eppure, nel mondo alla rovescia di oggi, scrive Andrea Zambrano sulla Nuova Bussola Quotidiana, eppure nel mondo alla rovescia è un nuovo eretico, paga la sua posizione di scienziato che non condivide le tesi sul catastrofismo climatico e il nuovo verbo del climatismo che vuole l'uomo come responsabile del riscaldamento climatico. In questa intervista alla Nuova Bussola Quotidiana, il professor Franco Prodi denuncia la cappa di oscurantismo del mondo accademico, mediatico e ecclesiale che sta spingendo l'acceleratore sulla ideologia green alla vigilia della COP28 a Dubai, che sarà l'ennesimo fallimento. Vedrete, prevede Prodi. Professore, chiede Andrea Zambrano, assieme ad altri scienziati, lei ha firmato l'appello di Clintel. Con alcuni colleghi italiani si è rivolto anche al presidente Mattarella. Che risposta avete avuto? Non siamo stati degnati neanche di un riscontro, risponde Prodi. Il nostro tentativo era quello di ribadire che nel campo scientifico non c'è assolutamente l'unanimità di vedute che si vuole raccontare, ma ormai la frase "lo dice la scienza" è diventata il verbo per imporre i report dell'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change dell'ONU, che condizionano tutto. Il sesto report dell'IPCC dice che il riscaldamento climatico è causato per il 97% dall'uomo, le cosiddette cause antropiche, e che quindi bisogna arrivare alle emissioni zero. È una follia, indimostrabile tra l'altro, soprattutto se teniamo conto che l'Europa è responsabile del 9% delle emissioni di CO2 e l'Italia appena dell'1%, mentre la Cina costruisce una centrale a carbone al giorno. Chi critica il professor Prodi lo contesta di occuparsi di nuvole, di nubi. E chi dovrebbe parlare di fisica dell'atmosfera se non chi come me studia le nubi dal 1966, dice Prodi. Le nubi c'entrano e come col cambiamento climatico? Sono al centro del sistema climatico. Il cuore del sistema climatico è il bilanciamento tra i fotoni solari in arrivo e i fotoni terrestri che se ne vanno. Le nubi riflettono i fotoni solari. Chi mi critica non ha assolutamente competenza e mi fa oggetto di azioni diffamatorie, come è successo per la vicenda Wikipedia, che è stata alterata dopo un articolo de Il Domani scritto ad arte e ordinato da Carlo De Benedetti. Mi hanno affibbiato il termine negazionista climatico e da lì sono cominciati i miei guai. Sono un apostolo della protezione del pianeta. Il termine negazionista richiama momenti tragici della nostra storia, prosegue il professor Franco Prodi sulla Nuova Bussola Quotidiana, lo trovate in home page stamattina. Di sicuro non ho mai portato avanti il negazionismo climatico. Come potrei? In un pianeta con 8 miliardi di persone, anche la fisica delle nubi cambia, ma l'attività dell'uomo non può spiegare tutto. Perché? Perché le nubi sono un sistema molto complesso. Anzitutto hanno forma tridimensionale, mentre nei modelli dell'IPCC questo non viene mai tenuto in conto. Ci sono radiazioni a infrarossi e gas poliatomici e poi ci sono nubi che non vengono neanche rilevate ma che incidono. Di conseguenza i modelli numerici che vengono imposti danno risultati inattendibili. Quindi non nega il cambiamento climatico ma non lo attribuisce all'uomo? Chiede Zambrano. Nemmeno una matrice antropica c'è. Quale? Anzitutto è bene dire che più di un cambiamento climatico, più che di cambiamento climatico, la scienza parla di variazioni della composizione atmosferica. Cosa causa le variazioni della composizione atmosferica? Le cause sono di due tipi, naturali e antropiche, e le seconde sono appunto le attività dell'uomo. Cosa troviamo nelle cause naturali? Le interazioni atmosfera-oceano, le interazioni atmosfera-biosfera, le eruzioni vulcaniche e il ciclo idrologico. Nelle cause antropiche
troviamo l'immissione di gas serra in atmosfera con i combustibili fossili, gli incendi, gli allevamenti, l'immissione di aerosoli in atmosfera e lo sfruttamento del terreno, come per esempio la riduzione delle foreste. Il punto è capire le percentuali di responsabilità fra cause naturali e invece quelle determinate dall'uomo. L'IPCC sostiene che l'attività dell'uomo contribuisca per il 97% e queste sono balle, ripete il professor Prodi. È un dato indimostrabile, è un'impostura. La quantificazione dell'attività antropica è impossibile da misurare per la scarsa conoscenza di importanti aspetti fisici. Ci sono tanti fattori che incidono. Oltre alle attività delle nubi essenziali, c'è il calore proveniente dalla Terra, che è un grosso punto interrogativo. Anche l'attività dei vulcani che emettono CO2 non è quantificabile. C'è il degassamento della crosta terrestre che è difficile da quantificare. Quindi, se non è il 97%, quale sarebbe la percentuale da attribuire all'uomo? Beh, osserva il professor Prodi, per lo stesso motivo per cui dico che il 97% è indimostrabile, non c'è modo di dare una percentuale attendibile, è semplicemente un dato irraggiungibile scientificamente. Ciò che invece possiamo misurare è altro, cioè l'inquinamento. Gli accordi mondiali andrebbero fatti su questo, perché sull'inquinamento abbiamo parametri scientifici dimostrabili e quantificabili, e invece perdiamo tempo su cose indimostrabili. Invocare il cambiamento climatico anche sull'alluvione in Emilia-Romagna è stata una follia, prosegue il professor Prodi. La verità è che è stato un problema di gestione. In che senso? Mancata gestione dell'emergenza, con le conoscenze attuali di radar multiparametrici. Con un monitoraggio adeguato a livello radar avremmo intercettato lo spostamento delle nubi e la quantità di acqua con ore di anticipo e avremmo salvato vite umane. L'ho detto in piazza, a Faenza, agli alluvionati, nessuno mi ha contestato. Le contestazioni arrivano dai giornali cosiddetti mainstream, la dittatura dei giornali, che io chiamo giornalistura, dice Franco Prodi alla Nuova Bussola Quotidiana. La mia titolarità scientifica è stata umiliata. I miei progetti, come quello in Puglia, chiamato Rivona, cioè la misurazione dei rischi per il volo e il nowcasting aeroportuale, sono stati schiacciati dalla politica e il CNR, il Centro Nazionale di Ricerche, mi ha letteralmente sbattuto fuori. È andato in pensione il professor Prodi, a tutti i direttori viene data la possibilità di rimanere associato per continuare a fare attività scientifica. A me è stata negata. La nuova direttrice, Cristina Facchini, mi ha fatto fare gli scatoloni e liberare l'ufficio. Nel mondo accademico, prosegue Franco Prodi, in questa assai interessante intervista che trovate in home page sulla Nuova Bussola Quotidiana, nel mondo accademico c'è un brutto clima. L'interazione tra politica e scienza è pericolosa. Ci sono ricercatori terrorizzati e omertosi che sposano le tesi dell'IPCC perché temono di perdere i loro finanziamenti o la loro posizione all'interno delle università. Con me si è applicato il metodo Mao, colpirne uno per educarne 100. La posta in gioco? La finanza globale che supera l'economia reale e ha bisogno di dare un profitto a una massa enorme di denaro e lo fa imponendo la green economy. Non darà nessun effetto sulle emissioni, ma metterà in ginocchio intere economie reali. Quanto all'esortazione del Papa, Laudate Deum, è un suicidio per la Chiesa, lo dico da fedele e con grande dolore, risponde Franco Prodi. Si sta rischiando di creare un nuovo caso Galileo. È scritta sposando interamente le tesi dell'IPCC, ma quando emergerà che queste tesi sono state una delle più grandi truffe fatte all'umanità, la Chiesa non ci farà una bella figura. Nel leggerla sono saltato sulla sedia, almeno con la Laudato Si, al capitolo 1, paragrafo 23, Francesco si prendeva qualche cautela, alimentando il dubbio, dicendo che la scienza era divisa su certe posizioni. Ma l'esortazione è interamente appiattita sul catastrofismo climatico e io non so chi abbia consigliato il Papa, ma è stata sicuramente una pessima influenza. Così Franco Prodi, la Nuova Bussola Quotidiana. Ci fermiamo un attimo. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo in onda con Giulio Cainarca. Tra poco avremo con noi il direttore di Tempi e Tempi.it, Emanuele Boffi. Intanto, proprio su Tempi, vi segnalo un articolo, come sempre interessante, a firma di Rodolfo Casadei, Massacro continuo in Darfur. È uno scenario del quale non si occupa più nessuno, ma continua la guerra in Sudan, dove i miliziani delle RSF guadagnano terreno, già superate le 10.000 vittime, con 4.800.000 profughi interni, 1.200.000 rifugiati all'estero. Quella di Gaza non è l'unica guerra in corso per la quale non si riesce ad arrivare al cessate il fuoco, nonostante negoziati che vanno avanti a Riyadh, in Arabia Saudita, dal maggio scorso. Le forze armate del Sudan, SAF, del generale golpista Abdel Fattah al-Burhan, e le milizie conosciute come Forze di Sostegno Rapido, RSF, del signore della guerra Mohammed Aman Dagalo, detto Hemedti, che si combattono dal 15 aprile, non riescono a concordare una tregua né a rispettare la dichiarazione di impegno a proteggere i civili che avevano sottoscritto grazie alla mediazione di Arabia Saudita e Stati Uniti. Nel frattempo, a conquistare posizioni sul terreno i miliziani delle RSF che fra la fine di ottobre e la prima settimana di novembre hanno conquistato quasi tutte le principali città del Darfur, una regione grande come la Spagna sul lato occidentale del Sudan, grazie al supporto di gruppi armati delle tribù arabizzate della regione. Fino a quel momento milizie e reparti dell'esercito si fronteggiavano in altre città. Oltre a tutte le località del Darfur sono sotto controllo di RSF e alleati che si sono abbandonati a massacri di civili e a violenze sulle donne per 3 giorni nella località di Ardamata, al confine col Ciad, dove sono state uccise 1.000 persone di etnia Masalit che vivevano in un campo per sfollati interni. Combattimenti e massacri della stessa portata potrebbero verificarsi molto presto, scrive ancora Casadei, a El Fasher, capitale del Darfur settentrionale, dove si trovano i campi per sfollati popolati da profughi di etnia Zaghawa sotto la protezione delle forze armate del Sudan, del generale golpista, le SAF. E a questo punto sempre più si sta assistendo a una ripetizione del conflitto di 20 anni fa, scrive Casadei, quando le tribù arabe della regione si organizzarono in bande armate a cavallo, note col nome di Janjaweed, e col sostegno dell'esercito massacrarono 300.000 appartenenti alle etnie africane della regione. Effettivamente molti combattenti delle RSF, scrive ancora Tempi, provengono dalle file dei Janjaweed. La collaborazione fra le varie entità ha funzionato fino all'aprile scorso, quando la prospettiva dello scioglimento delle milizie delle RSF ha causato la ribellione. Scoppiati nella capitale Khartoum, gli scontri si sono estesi a molte aree del paese, un paese che ha una superficie pari a 6 volte l'Italia. I due fronti si avvalgono del sostegno di 2 paesi stranieri ben riconoscibili. Le SAF sono storicamente legate alle forze armate e al governo dell'Egitto. Le RSF ricevono ingenti aiuti militari dagli Emirati Arabi Uniti, i quali però negano. Egitto ed Emirati sono i 2 attori principali, oltre 10.000 le vittime. E peraltro i numeri sono impressionanti: 4,8 milioni di profughi interni, 1,2 milioni di rifugiati nei paesi confinanti. Secondo l'Ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari dell'ONU, 24 milioni e 700.000 persone in Sudan hanno attualmente bisogno di aiuti, pari alla metà di tutta la popolazione. Però di questo non si parla, non interessa. Vi segnalo, cambiando completamente argomento, per quanto riguarda invece una questione della quale si parla sempre, costantemente, il PNRR, un dossier pubblicato oggi sulla Stampa, pagina 9, su cos'è il PNRR, obiettivi, regole, scadenze, una radiografia al piano nato per rialzare il paese dopo il Covid. Incassati 85 miliardi in 2 anni, siamo in forte ritardo per la seconda metà, il ministro Fitto a Bruxelles per accelerare. Cos'è il PNRR? Chi lo ha scritto? Quanto vale? Cosa prevede? Che impatto ha sul nostro prodotto interno lordo? Chi lo gestisce?
quali sono i vincoli che ci ha imposto la Commissione europea, chi controlla la sua attuazione, le possibili modifiche e infine quanto abbiamo incassato fino ad oggi, in tutto 85 miliardi. Stiamo rispettando il cronoprogramma? Punto di domanda. C'è una bella parte a debito, quindi lo dovremo restituire. 85 miliardi in tutto l'Italia ha ricevuto, il 13 agosto del 21 ne ha ottenuti 24,9 come acconto, 9 a fondo perduto, 16 di prestiti, poi 21 con la prima rata ufficiale, 21 con la seconda, 18,5 con la terza, per la quale tra richiesta e versamento sono passati però ben 10 mesi. Dopo l'estate è partita la richiesta per la quarta tranche, 16 miliardi e mezzo, quinta 18 miliardi, per la quale andranno centrati entro l'anno gli altri obiettivi relativi al secondo trimestre 2023 e poi il debito va ripagato. Nel frattempo, una delle cose interessanti del giorno l'ha detta il sindaco di Milano, Sala, il quale ha detto che sulla sicurezza a Milano è tutto un complotto politico-mediatico contro la città. Non si colpiscano le basi sulle quali molti costruiscono il proprio futuro, ha detto Sala. Il presidente della regione Fontana dice no a strumentalizzazioni, ma i cittadini sono preoccupati. Il tema sicurezza, un articolo su tutti, lo prendiamo da Avvenire nel dorso milanese. Il tema sicurezza torna a scaldare il dibattito con il sindaco Sala che attacca e parla di evidente campagna politico-mediatica in atto contro la città. Chissà perché ai mezzi di informazione gli ha preso di essere contro Milano, di scagliarsi contro Milano e contro il sindaco Sala. Sono tutte invenzioni politico-mediatiche, dice il sindaco Sala. Le denunce social di poca sicurezza si sono moltiplicate nelle ultime settimane. Forse a Sala gli ha dato fastidio che numerosi personaggi noti, sportivi e influencer, si siano lamentati sulle loro pagine Instagram e altrove denunciando episodi di criminalità. L'ultima è stata la cestista e modella Valentina Vignali, che ha denunciato di aver subito il furto del portafoglio in metropolitana a Piale Loreto. C'era stato anche Carlo Verdone, che ha avuto paura alla stazione centrale, e poi Flavio Briatore, la conduttrice Eleonora Casalegno, l'ex velina Ludovica Frasca, il calciatore Cristian Vieri, e poi ancora tanti altri. La sicurezza, ha detto il sindaco Sala, è un diritto, va garantito, è un tema comune a tutte le città, ciò non vuol dire che la questione sia meno importante per Milano. Il comune continuerà a lavorare per migliorare la situazione, ma che ci sia una campagna politica e mediatica contro il sindaco ci sta. Ma chi per calcolo politico attacca Milano fa un danno ai tanti che grazie all'attrattività della città lavorano, costruiscono le basi per la propria vita. Intanto Sala ha detto che bisogna assumerà più agenti per la polizia locale, ha chiamato come delegato del comune l'ex capo della polizia Franco Gabrielli. Per Attilio Fontana, anche se non bisogna mai strumentalizzare, invece oggettivamente c'è una situazione in cui i cittadini sono preoccupati, ma il sindaco ha postato su internet alcuni dati della prefettura sugli omicidi volontari avvenuti a Milano tra l'87 e il 23. Si vede un trend in calo. Certo, anche di attentati terroristici dal 69 come Piazza Fontana non ne abbiamo avuti più, ma non credo che questo possa incidere sulla percezione e sulla realtà della sicurezza a Milano, no? Non c'è bisogno di ammazzare per sentirsi insicuri o per esserlo, non solo per sentirsi, ma per esserlo insicuri. Ad ogni modo, anche a proposito di Milano c'è un'altra notiziola, diciamo così, minore. Qualcuno ricorderà forse la signorina Ilaria Lamera, studentessa che si è piazzata con la tenda 6 mesi fa davanti al Politecnico contro il caro affitti, si è beccata l'Ambrogino d'Oro a Milano, la onorificenza cittadina. Noi in tenda contro il caro affitti non sarà un premio a fermarci, dice la studentessa, felice che sia riconosciuta l'importanza sociale della nostra azione. L'Ambrogino d'Oro sarebbe beccato anche lei. Vi segnalo ancora, prima della piccola pausa e della conversazione con Emanuele Boffi, tra poco, una bella analisi sulla politica interna, in particolare su Elly Schlein come segretaria del PD, di Domenico Cacopardo, a pagina 5 di Italia Oggi. Schlein, lucciole per lanterne, è il titolo, dopo la corposa intervista che Schlein ha concesso al Corriere della Sera,
dove ha eluso molte domande. Per Elly Schlein la politica consiste solo nello scontro frontale. Non uno dei problemi veri che stanno dietro la proposta Meloni sulla governabilità, il premierato, è oggetto dello Schlein pensiero. Non solo il premierato, ma sul concetto di governabilità della Meloni, insomma, ad ampio raggio. Non una riflessione sull'esercizio del ruolo di opposizione o di governo. La deriva Schlein, scrive Cacopardo, sembra avere imboccato la via dello scontro frontale a dispetto del fatto che l'elettorato appare del tutto refrattario a sostenerlo, quando dovrebbe essere valorizzato l'interesse nazionale. Temo che i notabili del PD, coloro che hanno voluto la Schlein col concorso di gente estranea al PD medesimo, non si siano resi conto del disastro che hanno prodotto al Paese e al loro stesso partito. È certo che nello sceglierla non hanno pensato che ai loro particolari interessi, optando per l'ennesimo re Travicello, portavoce senza voce, ma viva Dio, dovrebbero cominciare a capire, scrive Cacopardo. È presentazione di aria fritta l'intervista che Elly Schlein ha rilasciato ieri a Maria Teresa Meli, giornalista di qualità e di esperienza del Corriere della Sera. Basti a questo proposito la lettura delle argomentazioni usate da Schlein per bocciare la riforma costituzionale presentata da Giorgia Meloni, anzi l'unica argomentazione, poiché al vertice del governo ci sarà il premier votato dai cittadini e al vertice dello Stato ci sarà un presidente votato dal Parlamento, è di tutta evidenza che il premier sovrasterà il presidente. Questa è una sciocchezza sesquipedale, osserva Cacopardo, visto che la cosiddetta riforma non incide per niente sui poteri del Quirinale, limitandosi a determinare un'investitura popolare e diretta del premier, che poi opererà in condizioni del tutto analoghe a quelle attuali. Neanche la designazione del premier, a conti fatti, costituisce una novità, se visto in questo trentennio di Seconda Repubblica che il presidente è vincolato dal voto politico generale ed è quindi costretto dal buon senso a incaricare della premiership il leader della coalizione vincente. Soltanto nel caso di un verdetto incerto, vedi 2013 e 2018, si aprono giochi diversi nei quali il Presidente della Repubblica è costretto a compiere scelte a lui riferibili, ancorché adottate dopo un lungo, barocco e incomprensibile rito di consultazioni. In effetti, osserva Cacopardo, con la proposta Meloni viene meno la possibilità che le elezioni diano un risultato incerto, visto che una maggioranza potrebbe venir fuori se la soglia per far scattare il premio del 55% dei seggi sarà ragionevole e raggiungibile e non potrà essere bassa. In ogni caso, Schlein critica questa cosa qui sbagliando completamente. Per lei la politica è solo scontro. Lucciole per lanterne. Interessante su Italia Oggi di stamani anche la conversazione, facciamo in tempo solo ad accennarla, di Carlo Valentini con Paolo Guzzanti, giornalista che è stato anche parlamentare di Forza Italia. Vi spiego chi era Berlusconi. L'ho visto piangere. L'errore, l'amicizia con Putin. 9 anni a contatto con Berlusconi in Forza Italia. Non potevo accettare, racconta Guzzanti, che Berlusconi si accodasse a Putin al punto da giustificare l'invasione della Georgia da parte della Russia. La stessa logica dell'Ucraina di oggi. Che cosa Berlusconi ha lasciato la politica e tante altre cose. Comunque l'intervista è a pagina 8 di Italia Oggi. Ci fermiamo un attimo.